Mamma mia, guarda che merda le grafiche sul cantiere. Ma ci ha messingano, porca miseria, che fianca più bella figura. Così dopo mi approfitto per guardare anche il cantiere con una scusa buona. Dai, che bello! Così che picca i giubbotti, che mette tutta la mia roba. Che bello, sei comodo. Guarda qua ho anche la spiaggia. Bene. You can take the future. Guarda che bei ricordi qua questo rovescio, amorosa che paga, no qui a testa e qui a Drioli, tu. Allora ragazzi, un appunto, nel parcheggio di Punta Sabbioni, se vuoi andare a vedere Venezia in camper, ci sono anche i camper, è attaccato, cos'è, 20 metri al traghetto, sei all'ombra, le macchine pagano 5 euro, i camper, adesso lo domando dei camper, questo perché tra il costo esagerato del parcheggio di là e le multe, perché devi stare dentro lo spazio delimitato per i camper e magari i ladri che ti aprono, hai capito, uno preferisce spendere 5 euro qui e non avere la porta scassinata del camper. Manda che è il capo del camper che so qui. Buongiorno, abbiamo appena parcheggiato la macchina. Sì, volevo... no, volevo pagare. Ascolta capo, per curiosità, quanto paga i camper? Andiamo via il campo. Ah no? Ah, ecco. Sporcano dappertutto. Come sporca? Tutta le carte, tutta qua, tutta Ma là perché spazzoni, no? Perché? ti scaricava. Porco cane l'ostia? Guardati. E ti levano volta. Sì, sì. Adesso sta camera, usa un chilometro. Ah, perché io ne ho visti do qua, ero per quello Quello è mio, quello è mio. Ah, è il tuo? Io ero là a parlare per imparare il calabrese, dopo no, bisogna andare in Toscana e ora adesso devo imparare il toscano. E adesso sì, esatto, se devo andare a Venezia, quindi te ripassi il veneziano o streghetta. Segna basso o streghetta, non l'ho messa a caso, o streghetta è una parola tipica. E ora adesso ti spiego come che fai influencer. Da qua te c'appi a motonave, hai capito? Dal bar, no? Al bar te c'appi espresso, non te c'appi a motonave. Qua te fai il biglietto, che non te pensi che sia tutto gratis, che te paghi quei like, no? Non te paghi quei like, te paghi gli sky Dio cana. Dicono che quello è il Biennale, ossia quel famoso posto dove la canzone narra che c'è molta vagina, quella di Oliver Scardi che dice quanta mona che sia al Biennale, quindi è tutta là, c'è proprio una concentrazione di mona incredibile. Questo è il Lido? Sì, una città E da qua è dove devi girare 3 giorni. Difatti la canzone inizia se 3 giorni che giro fare il Lido, quindi tu giri 3 giorni qua, non capisci perché ce l'hai sempre in tiro, così dice la canzone, e dopo finisci in qualche modo al Biennale de A. Qua te smonti. Invece se sei uno straniero qui scendi. Adesso non voglio spiegare niente, te metto un po' di musichetta. Chi lo odio caro? Sì, guarda. Io Dio Zavaghe, aspetta adesso si era messa qui una qua davanti. Io Dio Zavaghe. Guarda il panetta al vecchio, guarda. Dio caro, che fai? Che fa? La guardo, Dio. Uccio che il nonno tira fuori un altro panettuccio, adesso uccio, adesso vario. Le zacche lo punta. Attento adesso. Attento, guarda, il nonno invece non sta a provare, Dio caro che te butti in teccia, guarda, un passo a volta, vedi, come il CP, vedi tu, via, vai a fare i coglioni. L'odor del salso sarà anche qualche sbalzo, ma amico arrivo Venezia go voglia de far l'amore. Sarà anche l'aria nuova, sarà che il Casanova, ma amico arrivo Venezia go voglia de far l'amore.
Sarà anche la gondola che dondoia, sarà le curve dei ponti, sarà i suoi campi sconti, sarà che Venezia se moia, mi me vien boia, sarà che Venezia se moia, mi me vien boia de fare l'amor. Cioè lei assicura che te fa alzarsi e te pusi il culo un attimo. Fantastica sta storia. Ma il sesso a Venezia qua spussa da pisso se robe da passi, perché manca spassi per andare a fissar. Podo passi, mi tolgo un pezzo di pizza, mi cavo una spissa, ma i pressi se roba da passi anche qua. Da pesce il sesso a Venezia qua spussa da pisso se robe da passi, perché manca spassi per andare a fissar. Podo passi, mi tolgo un pezzo di pizza, mi cavo una spissa, ma i pressi se roba da passi anche qua. Sarà una cae intima, sarà cassata femmina, ma amico rivo Venezia, go voglia de far l'amor. Sarà i paessi dei signori, sarà il battoccio dei mori, ma amico rivo Venezia, go voglia de far l'amor. Sarà una corda sabricoea che cigoea, sarà le curve dei ponti, sarà i suoi campi sconti, sarà che Venezia se moia, mi me vien boia, sarà che Venezia se moia, mi me vien boia de fare l'amor. Ma il sesso a Venezia qua spussa da pisso se robe da passi, perché manca spassi per andare a fissar. Foto passi, mi tolgo un pezzo di pizza, mi cavo una spissa, ma i pressi di roba da passi anche qua. Cosa c'è di più tipico di vedere un indiano che te fa pizza napoletana a Venezia? O il China qua Zeateria, mercato del pesce, sì, nulla contro i China e i Bangla, è semplicemente che rovini la tipicità, cioè fai una globalizzazione totale, persino nelle città turistiche è una tristezza. È come dice a canzone, sopra il ponte di Rialto che se ne vezza col culo alto, però non vedo, no, non vedo vezza col culo alto. Sopra il ponte di Rialto che se ne vezza col culo alto. Qualcosa, le dighe? C'è scritto era un calpestare. Cioè, guarda, neanche scritto, guarda, venga con me. Dicono, non si sa dopo se è vero perché sai com'è nel mondo, che questi sono osse di dinosauri veri. Anche sti qua, vedi tu, gli tocchi del cadavere di dinosauro. Questa qua è una testa del crocodilo preistorico. Però, guardati, brutto ignorante che non te sia altro. Se ti mi trovi una roba del così in montagna o in giro, te pensi che è un sasso, ok? Invece no, se è una vertebra di dinosauro. Guarda che roba, i denti del pterodattilo. Se tutte le dentiere dei dinosauri. Allora, lei si è andata a informarsi, tutto lo scheletro è vero, quindi sono vere ossa di dinosauro, tranne la testa è stata ricostruita. Granchi, pipistrelli e coccodrilli erano gli animali presenti già nel Medioevo. Rinoceronte lanuso, guarda che corno. Trilobite, no, anche i granchi. Come ci dicevano, in quelli non originali c'è la scritta calco, vedi? E una volta noi eravamo così. Guarda come che te somiglia. È enorme, bellissimo. Non ti faccio vedere tutto, se no dopo diventi troppo acculturato. Ti te faccio vedere robe a Van Life. Guarda, una volta invece di andare all'Eurospin, ti andavi in giro, ti coppavi le bestie e ti mangiavi i cadaveri, a volte anche crudi. Queste qua gli hai detto mudande, vedi tu? Là le quel per questo è il battacchio, i primi modelli di Hawaianas. Se ti avvicini così ti mangia. Ma tocca anche a studiare, praticamente questo non esiste, è un insieme di animali imbalsamati assieme, sarebbe la Sirenetta di Milano, questo probabilmente è un calco presente anche qui a Venezia, in quanto una volta nell'Ottocento andava di moda creare questi falsi mostri, no? Un po' come adesso le fake news che trovi su Facebook.
E così è rimasto un po' sto mistero, ma in realtà altro non è che un'opera fatta dagli imbalsamatori. Stupendo sto museo. Cioè, come dico, roba non va bene, qui fa estremamente il museo, però c'è cultura, se uno volesse guardarlo seriamente ci vorrebbero 3 mesi. Fiave cadaveri, takai, budè, tocchi vari. Arato muiera mattina. Questa è la vipera del corno, questa è una riproduzione, non è vera, e l'avevi vista in un vecchio video dove ero in giro dalle parti di San Francesco, un po' più in su, con l'e-bike, quella celeste, che mi ero avvicinato per fare il video perché pensavo fosse morta, perché aveva questi occhi grigi, diciamo, sembrano pietrificati, in realtà non è per nulla morta. Conferma che anche i maiali che abbiamo visto in Sardegna non erano assolutamente cinghiali, ma semplicemente maiali selvatici, poco imparentati col cinghiale. Il cinghiale è molto più corposo nel torace e poi vedi anche la forma della testa è molto diversa, il muso è molto più allungato. Il cocaglia ha la velociotà qua fuori. Chi dice che Venezia sia una bella città, merda de qua, merda de là, ogni cantuccio che sia un pettoiuccio, ogni contrada che sia una cagata, sotto il ponte dei sospiri, che sia una merda che fai tiri, sopra il ponte del Rialto, che sia una feccia col culo alto, e vende a tutti merda secca, sento franchi a scatoletta, che vende a tutti merda secca, sento franchi a scatoletta. Ma il sesso a Venezia che spuzza da pisso, se robe da passi, perché manca spassi per andare a pissare. Odo passi, mi tolgo un pezzo di pizza, mi cavo una spissa, mi presti se roba da passi anche qua. C'ha da pesce il sesso a Venezia che spuzza da pisso, se robe da passi, perché manca spassi per andare a pissare. Qui ti dice in culo alla balena, per andare a filare, guarda la strada che t'ha a fare. Bello, tutto molto bello. Mi veniva voglia di fare una pubblicità di un profumo, cioè di fare tutti i sesti, te sai come che fai in pubblicità, tipo e parlare con che voce strana, te sai, tipo che pare che te siedi a scatarare, in realtà no, le due voci da Modei, da Christian Dior, che erano là. Pensate che questi anticoncezionari che fate i passi a gigante, veramente. Ti riporto, anche se mi pare di averti già portato nella famosa libreria Acqua Alta. Guardate intorno perché le gatti smuoiono dentro. Contemporaneamente ti faccio anche il corso del veneziano livello pro. Guardate Alessia e tutti qua borsa davanti per via dei borseggiatori. Così viene il video. Non so quanto è contento che sia il gatto. È una delle mete imperdibili di Venezia. E tu, dopo te ciappi e te va su da qua. Adesso si strambiamo per terra. Ecco perché la libreria Acqua Alta, perché se l'acqua alta Dio cana. Bravo! Per tutti quei che mi domandano, il Cristo le anche a Venezia. Cioè che guarda tipo lo spacere, tutti con questi robi qua, a roba amati. Il famoso spritz indiano. Guarda che sporo che bello! Che robe, guarda! Porca troia! Attenzione, il sporo che ho appena detto non è una cosa assolutamente volgare, è una delle cose più tipiche del veneziano.
so che era finito la puntata, però ragazzi ci sono di quei colori assurdi questa sera. E poi sto serendo. Voi ragazzi come youtuber? Sarà, non so, che mi sento un fia di febbriciola, un fia di spossatezza. Sarò mio di diventare influencer. Sì, 3 giorni che giro per il lido e non so perché ma gioco sempre in tiro. Fino al casino, imbattevo a CTV, mai visto una imbarcata di Monaco così. Yeah, oh, 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 quanta mona che sia bienal. Yeah, oh, 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 quanta mona che sia bienal. Yeah, oh, 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 quanta mona che sia bienal. Hoy so che passo la balta, ma quanta mona che sia bienal. Il triplo malto all'Excelsior ti va in cerca di un corno. Mostra del cinesima porno. Yeah, oh, 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 quanta mona che sia bienal. Yeah, oh, 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 quanta mona che sia bienal. Yeah, oh, quanta mona che sia bienal. Hoy so che passo la balta, ma quanta mona che sia bienal.